Bentornati in questo nuovo aggiornamento con le previsioni meteo. Assistiamo a un peggioramento nel corso delle prossime ore. Infatti, questo minimo depressionario sul Nord Africa salirà di quota e andrà, tra l'altro, a posizionarsi sul versante tirrenico, sulla Corsica, sulla Sardegna e porterà un peggioramento proprio in queste ore, nella nottata a partire dalla Sardegna e anche sul centro Italia. A partire dal nord in realtà avremo già delle precipitazioni con versante più esposto sul Piemonte, sulle alte pianure della Lombardia e poi delle precipitazioni anche sull'Appennino tosco-emiliano, sulla Romagna e delle precipitazioni che interesseranno anche il Triveneto nel corso delle ore serali di lunedì. Una frequente instabilità che sul Triveneto avremo anche nella giornata di martedì con rovesci temporali sparsi anche sulle coste veneziane e tra l'altro questo minimo depressionale che continuerà a portare dei rovesci temporali anche forti che si concentreranno sull'Abruzzo, sulla Emilia-Romagna, sull'Appennino, Tosco-Emiliano in particolare e anche sulla Toscana. Meno coinvolto il Lazio, maggiore concentrazione nella giornata di lunedì sulla Campania meridionale e di qualche temporale in sviluppo dalla fascia costiera verso le zone dell'Appennino centrale. Anche sulla Sardegna risentiremo di precipitazioni, ma la Sardegna sarà risentita soprattutto nelle ore notturne e pomeridiane di lunedì e poi anche martedì, quando invece sulla Sicilia andrà a peggiorare il tempo con l'intensità delle precipitazioni a partire dal pomeriggio, quando si andrà a abbassare di latitudine questa perturbazione e si andrà a collocare sul basso Tirreno per portare precipitazioni più frequenti proprio sulla isola della Sicilia e poi anche sull'Appennino tosco-emiliano nuovamente, escluso però questa volta il nord-ovest, con maggior coinvolgimento invece della fascia adriatica, specie del nord-est, con le temperature che saranno comunque comprese tra i 19 e i 20 gradi. Precipitazioni più intense e quindi soprattutto sulla fascia costiera del Veneto e della Romagna, con la Sicilia maggiormente esposta. Qui saranno le temperature sotto la media del periodo, seppur di poco, così come altrove invece saremo in media con il periodo, con delle nevicate che comunque saranno attorno ai 1800-2000 metri sulle Dolomiti. Insomma, non subiremo tante variazioni, una perturbazione comunque umida che richiamerà attenzione anche della sabbia sahariana, quindi attenzione anche alle piogge sporche di sabbia sui nostri veicoli. Insomma, si prospetta una dinamicità proprio all'inizio di questa settimana su gran parte comunque delle regioni della nostra penisola.